Il pool antiterrorismo italiano sta indagando sulla morte di Suor Maria De Coppi, la suora trevigiana uccisa in Mozambico. L'ISIS rivendica l'attentato, il vescovo di Nampula parla di una martire della fede. E domani in Mozambico i funerali della suora in contemporanea nella chiesa di Ramera alle 18:30, una messa di suffragio, lutto cittadino a Mareno e Santa Lucia. Ondata di maltempo in mattinata, tromba d'aria sul Garda e danni in Valpolicella, vento, grandine forti, piogge causano allagamenti e blackout anche nel Vicentino e nella Marca. Caro Bolletti, istituito un gruppo speciale che formulerà a breve le proposte delle regioni, ad annunciarlo il presidente del Friuli Venezia Giulia Federica a margine della conferenza Stato-Regioni. Nuovo anno scolastico, partenza anticipata per 2 istituti comprensivi trevigiani, a Vedelago e Castelfranco. La campanella è suonata stamattina, diverse le ragioni, dal caro energia ai ponti festivi. Si è spento Domingo Cusini, il 49enne che lo scorso 27 agosto era rimasto coinvolto nell'esplosione di un ordigno bellico nella propria casa di San Stino di Livenza. Emergenza cinghiali, grave incidente nel Parco Colli a Rovolona, dove un automobilista investito ucciso sul colpo, 8 esemplari di piccole dimensioni. 8 settembre, festa della Madonna di Monteberico, protettrice di Vicenza. La città si ferma nell'omelia del Vescovo, il momento storico difficile che stiamo attraversando e il valore della pace. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In apertura di questa edizione veneta dei nostri telegiornali c'è ancora una volta la morte di Suor Maria De Coppi, la suora trevigiana trucidata dall'ISIS martedì sera nel nord del Mozambico. Il pool antiterrorismo italiano sta indagando sugli ultimi istanti di vita della religiosa, mentre l'ISIS ha rivendicato su Telegram l'attentato. Il vescovo di Nampula parla di una martire della fede. Questo ve lo facciamo sentire, l'ultimo messaggio vocale inviato alla nipote Gabriella, suora a sua volta. Poi al telefono proprio Suor Gabriella ha vissuto in diretta l'uccisione della donna. Venerdì hanno attaccato un posto lì, sempre nella nostra parrocchia, e poi oggi e ieri sembrano che siano entrati, ci sia un gruppo qui abbastanza vicino, a 15-20 chilometri, e sembrano che siano armati e che abbiano già rapito della gente, ammazzato qualcuno. Sai, dove loro passano fanno stragi. Qui tutto il popolo è in fuga, sta scappando. Nell'ultimo messaggio vocale alla nipote Gabriella Bottani, anche lei suora comboniana a Roma, Suor Maria De Coppi non nasconde la sua preoccupazione per la furia del sedicente Stato islamico. Da giorni parenti che erano in contatto con lei conoscevano lo stato d'animo della religiosa. Suor Maria, nei suoi WhatsApp audio, raccontava di un accerchiamento rapido quanto brutale, villaggi bruciati, popolazioni costrette alla fuga, donne violate, l'inferno in terra. E la situazione è triste, molto triste. Tutta la gente dorme fuori nel matto, sotto le piante. Chi può va a Dalua, va a Masua, va a Namapa, va nei centri dove sono un po' più protetti. Sentito l'audio della durata di circa 2 minuti, Suor Gabriella contatta la zia telefonicamente e lei stessa a riferirlo nel blog delle Comboniane. Sono circa le 21 di martedì sera. Zia, tu non parti? La domanda. Non so, voglio aspettare e vediamo come va. La sua risposta è in questo momento che Suor Gabriella sente dei colpi e l'82enne che urla papai calmati, papai calmati. Papai è una formula di cortesia che si usa tra adulti dell'Africa. Sono le ultime parole di Suor Maria. Qualcuno intorno grida misericordia, poi il silenzio. L'82enne verrà ritrovata morta con un colpo d'arma da fuoco alla testa. Poco distante a terra il suo cellulare, l'unica connessione con la sua amata terra d'origine. In una rivendicazione sul canale Telegram, ISIS sostiene di aver ucciso la suora trevigiana nata a Santa Lucia di Piave 82 anni fa perché, testuali parole, impegnata eccessivamente nella diffusione del cristianesimo. Parole inequivocabili che hanno fatto esclamare all'arcivescovo di Nampula, Ignazio Saure, che Suor Maria è stata una martire della fede, presule che parla di terroristi fuori controllo e lancia un allarme globale. E proprio il pool italiano dell'antiterrorismo si sta occupando, coordinato dalla Procura di Roma, degli ultimi istanti di vita della suora. Formalmente si indaga per omicidio. Restano le parole di una donna di fede che fino all'ultimo si è affidata a Dio. È una situazione molto triste. Pronto prega per noi
che il Signore ci protegga noi e protegga anche questo popolo. Ciao, buonanotte e buon lavoro. Questo l'ultimo messaggio di Suor Maria, i cui funerali si terranno domani in Mozambico, proprio a Chipene, e poi la sepoltura nel cimitero di Carapira poco distante. Domani sera invece nella chiesa di Ramera alle 18:30 sarà celebrata una messa in suffragio, sempre a Ramera, ma mercoledì 14 settembre alle 20:30 ci sarà una veglia di preghiera presieduta dal vescovo di Vittorio Veneto, Corrado. Il maltempo che oggi ha battuto forte sul Veneto, in particolare sulla provincia di Verona, impegnati per tutto il giorno i vigili del fuoco e non solo, eseguiti 24 interventi. Queste le immagini relative alla tromba d'aria che si è abbattuta sul Garda, versante veronese, che fortunatamente ha scaricato in acqua, quindi non ci sono stati feriti, sono stati danneggiati, lo vedete, anche i vigneti della Val Pollicella, danni da San Pietro in Cariano a Verona. Questa quindi la situazione nel veronese. Non è andata meglio nel vicentino e nel trevigiano, anche qui danni e blackout. Super lavoro per i vigili del fuoco dopo che forte vento, fulmini e grandinate scatenate dal temporale che questa mattina ha interessato la Marca hanno provocato blackout, danni e allagamenti. Disagi a Treviso, dove in poche ore è caduta la quantità d'acqua pari un'intera giornata di pioggia. In via Botteniga i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un albero di 12 metri in parte squarciato da un fulmine e cui i rami rischiavano di cadere su un'abitazione. Danneggiate dal maltempo anche alcune piante nei pressi di Porta Santi 40 e alle scuole di Amicis. Hanno richiesto l'intervento dei vigili anche alcuni alberi pericolanti a Ponte di Piave e Resana. A Villorba, prima un fulmine su una cabina elettrica, poi il danneggiamento di un cavo hanno causato dei blackout risolti in qualche decina di minuti. A Casieri invece ha creato allarme un albero caduto in una proprietà privata, tranciando un cavo dell'energia elettrica e causando un blackout di quartiere che ha coinvolto anche un'azienda, la cui produzione si è dovuta interrompere. Subito intervenuti carabinieri, polizia, vigili del fuoco e i tecnici della rete elettrica. Alle 9:30? No, noi abbiamo riscontrato solo l'interruzione della corrente e basta. Sa per caso quando riprenderà la corrente? Non lo so, bisogna sentire loro, penso che ci vorrà un giorno o due per la riparazione, perché c'è il canale di mezzo e per cui penso che le operazioni siano un po' più complicate per ripristinare la linea. Quindi oggi la giornata è persa? Sì. Sempre che non ci attivino subito il gruppo. Le intense precipitazioni hanno provocato anche allagamenti a Treviso e San Biagio di Callalta, tutti di lieve entità. Il nodo dell'energia, il caro bollette, è stato istituito oggi un gruppo speciale che formulerà a breve le proposte al governo delle regioni italiane. Ad annunciarlo il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica. Adesso abbiamo istituito oggi un gruppo speciale che formulerà entro mercoledì 14 le proposte delle regioni italiane per affrontare il caro energia e il caro bollette. Verrà fatta una proposta basata su uno schema che guarderà a un incentivo al governo nel confronto con l'Europa, alle misure nazionali da mettere in atto e alle misure invece che il territorio può mettere in campo. Vogliamo fare un documento basato esclusivamente sulla concretezza, quindi per quello ho chiesto di istituire un gruppo dove i tecnici e in particolar modo le commissioni attività produttive ed energia della conferenza stessa si riuniranno e porteranno entro 5 giorni la proposta. Purtroppo i tempi sono strettissimi e dobbiamo muoverci con estrema urgenza. Su Varsila niente da fare? Su Varsila niente da fare per l'azienda, noi abbiamo ancora molto da fare. Così dunque Massimiliano Federica, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e coordinatore dei presidenti di Regione a margine della conferenza Stato-Regioni. Ma in tanti stanno correndo ai ripari enti locali e istituti scolastici in vista dell'avvio dell'anno scolastico per centinaia di migliaia di studenti veneti, così a Padova.
Un tavolo di confronto aperto con i dirigenti scolastici degli istituti superiori della provincia riuniti a Palazzo Santo Stefano. Un dialogo che parte dai numeri, con la provincia che attraverso il vicepresidente vicario Vincenzo Gottardo spiega come a fronte di una spesa di 18.000 euro al giorno per illuminare e riscaldare gli istituti superiori si potrebbero risparmiare circa 400.000 euro e quindi assorbire i rincari previsti andando a scuola dal lunedì a venerdì. Stiamo parlando di decisioni che riguarderanno alla fine 40.000 studenti che ogni giorno si muovono dalle proprie abitazioni per andare a scuola, un orario che coinvolgerà 37 istituti, 64 plessi nella provincia di Padova, scuole molto diverse tra di loro, pensiamo alla diversità profonda che c'è tra le scuole del capoluogo, quindi le scuole di Padova, e le scuole invece delle città satelliti della nostra provincia. Quindi il tema è molto complesso, è molto articolato, va affrontato insieme ed è questo il motivo dell'incontro di oggi. Noi non vogliamo, non possiamo e non è nelle nostre intenzioni imporre nulla. Vogliamo solo ragionare rispetto a una condizione che conosciamo tutti, che è quella dell'emergenza del prezzo dell'energia in generale e quindi dei costi per riscaldare e raffreddare, quando sarà il momento, gli edifici scolastici della provincia. E abbiamo dei dati che ci dicono che anche non prevedendo un aumento che è nei fatti, perché lo vedono anche tutte le famiglie, l'eventualità di disporre l'orario scolastico dal lunedì al venerdì e quindi senza il sabato, naturalmente porterebbe a un risparmio, ma probabilmente assorbito dagli aumenti. Alla riunione è presente il direttore dell'ufficio scolastico provinciale Roberto Natale, che spiega come l'azione sia possibile con effetto praticamente immediato solo in caso di un'emergenza dichiarata dal governo. Se non ci fosse una normativa di natura emergenziale, la discussione non può che avvenire nei canali ordinari di interlocuzione tra enti proprietari degli edifici e istituzioni scolastiche in un confronto di tipo ordinario. Ecco, ricordiamo che l'autonomia della scuola fa sì che i consigli di istituto poi prendano in mano un'eventuale decisione di questo tipo, non sarebbe un passaggio così veloce. Certo, il coinvolgimento dei consigli di istituto è necessario, soprattutto anche per valutare l'impatto che certe decisioni possono avere sull'organizzazione anche della vita delle famiglie. Settimana corta che è già realtà in alcuni istituti della Marca. A Castelfranco e Vedelago la campanella è già suonata, è suonata stamattina. I ragazzi delle terze sono i primi ad uscire, la campanella suona alle 12:45 di giovedì 8 settembre. La scuola media di Vedelago al caro energia risponde con una prima campanella anticipata e la settimana corta. Da lunedì al venerdì un giorno a casa di più, anche presumo in questo periodo difficoltoso dal punto di vista mondiale, ci permette in qualche modo, non noi chiaramente, anzi anche i cittadini, perché tutto sommato le spese del comune sono a carico dei cittadini. Il gioco d'anticipo di 2 giorni rispetto a lunedì 12, quando partiranno tutte le scuole del Veneto, 4 sabati conteggiati durante l'anno e un piano di risparmio interno. Il Covid lascia in eredità classi all'avanguardia più tecnologiche, si userà meno carta, oltre alla LIN ci sono smart TV e digital board, ma mancano all'appello ancora 4 insegnanti, motivo per cui la dirigenza ha dovuto chiedere uno sforzo a quelli già in ruolo. Campanella anticipata anche all'Istituto Comprensivo di Castelfranco Veneto, diretto dalla professoressa Donata Sartor. Sapevamo che ci sarebbero state le elezioni, quindi già i ragazzi perdevano qualche giorno di scuola, e poi c'è una settimana ad aprile in cui ci sono 2 giorni di lezione praticamente, ma per volontà anche regionale ci sono tante vacanze, poi in più c'è il patrono, per cui quella settimana era probabilmente lì avremmo avuto poca frequenza. Partire prima anche per non restare indietro dopo, una scelta che sia a Castelfranco che Vedelago ha trovato più di qualche detrattore, ma che visti i tempi è stata accolta da docenti e genitori positivamente, che potrebbe diventare fra qualche anno la normalità. Sabato è a casa, dai, facciamo così e sì, non è quello il problema comunque. Avevano anche tanta voglia di iniziare, per cui ci sta. Primo giorno, super emozionati, primo giorno di prima, fantastico, dai. Palpabile l'euforia tra i ragazzi tornati alla scuola della loro infanzia, quella fatta anche di abbracci, sorrisi e compagni di banco.
Ho potuto vedere le facce dei miei compagni. Siamo emozionati di non avere la mascherina? Molto, abbastanza. Si respira adesso. Si sta tanto meglio. Qual è il tuo primo pensiero quando ti sei seduto sul banco? Di ritrovare i miei amici. Vederli entrare in classe con i banchi uniti, senza mascherine, loro erano contentissimi. Abbiamo fatto un passaggio all'interno appunto delle classi e loro erano veramente euforici. Poi vedere anche noi stessi insegnanti, non eravamo abituati a vedere i sorrisi. La pagina politica: più volte in questi giorni il segretario Dem Enrico Letta si è appellato al voto utile, puntando il dito contro l'attuale legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum. Oggi, nel corso della nostra diretta, la risposta del primo firmatario di quella legge, Ettore Rosato. E mentre la Meloni, Salvini e Berlusconi sono stati capaci di costruire una coalizione, poi vedremo se saranno anche capaci di governare, Letta è stato incapace perfino di costruire una coalizione, figuriamoci di governare. Letta ha fatto un asse con un partito anti-Draghi e basta. Il voto utile non esiste, o meglio, esiste ogni volta che il cittadino mette il suo voto e pensa di votare utilmente. Chi voterà utilmente la Meloni, chi voterà utilmente il Partito Democratico, chi voterà utilmente il Terzo Polo, e così per tutti gli altri partiti che sono in campo. Rispedisce al mittente ogni accusa Ettore Rosato, primo firmatario di quella legge elettorale contro cui ha puntato il dito nelle scorse ore ancora una volta il leader Dem Enrico Letta. A respingere il concetto di utilità legata al voto democratico è anche la lista Noi Moderati. Credo che intanto, se parliamo del voto utile, credo che il voto utile il cittadino sia l'unico che può davvero darlo, se no sembra un po' che il cittadino alle volte non sappia neanche come votare o cosa votare. Credo che sia un po' una presa in giro anche fare certe considerazioni da parte di qualche leader politico. Una questione formale di fondo, quella del voto. Quanto alla sostanza, continuano a dividere le sanzioni alla Russia sul gas in attesa della convocazione a Bruxelles del Consiglio dei Ministri dell'Energia. Sanzioni che per più Europa restano la strada maestra. Bisogna essere coraggiosi e bisogna dire le cose come stanno, quindi le sanzioni rimangono, la nostra appartenenza all'Unione Europea, che piaccia o non piaccia, rimane, che piaccia o non piaccia anche alla Meloni, perché se vinceranno le destre, e a questo mi congiungo e poi mi taccio alla discussione generale, se vinceranno le destre questo Paese avrà dei seri problemi nell'inserimento internazionale. Contesto europeo dal quale chiede invece di uscire subito, ritirando le stesse sanzioni a Mosca. Italia sovrana e popolare: per la nuova formazione l'obiettivo è uno: rimettere il popolo italiano, come è detto dal primo articolo della Costituzione, come sovrano nel Paese, svincolandolo da tutti quelli che sono i legacci e le catene imposte negli ultimi anni, da poteri che non sono italiani ma sono sovranazionali. Ritorniamo alla cronaca. È morto all'ospedale di San Donà di Piave anche Domingo Cusina, l'uomo di 49 anni che lo scorso 27 agosto è rimasto coinvolto nell'esplosione di un ordigno bellico nella propria abitazione di San Stino di Livenza in via Trentina. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate per le ustioni diffuse su tutto il corpo. Nell'esplosione era morto sul colpo il suo amico Mauro Palamin di 60 anni. I due stavano tentando di disinnescare un residuato bellico. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per andare nel cuore del Padovano, nel Parco Colli, dove si è registrato un incidente tra un'auto e 8 cinghiali. Sono tutti morti sul colpo gli 8 cinghiali investiti da un'auto, una BMW, che stava percorrendo la provinciale che collega Bastia a Cervarese e Santa Croce verso le 4 della scorsa notte. Cinghiali rossi, spiega Riccardo Masin, presidente del Parco Colli, che con i carabinieri in queste ore ha provveduto al recupero delle carcasse. In quella zona comunque abbiamo già censito degli attraversamenti dal colle che scendono verso la pianura alla ricerca d'acqua, perché quello è il problema ancora in questo momento, dove scendono alla ricerca d'acqua. Sono stati investiti 8 esemplari, catalogati sulla tipologia tecnica rossi, quindi sono esemplari di circa una ventina di chilogrammi,
sono morti tutti sul colpo. Illeso l'automobilista che percorreva la strada e andava a bassa velocità, fortunatamente. Anche l'auto ha riportato solo pochi danni. Cresciuti negli ultimi mesi gli attraversamenti anche nella zona dell'incidente, spiega Masin, di cinghiali alla ricerca di acqua. Abbiamo già attivato da qualche mese l'installazione dei dissuasori sui punti più importanti, proprio per evitare che ci siano ancora incidenti. Dei K-rifleggenti luminosi che lanciano un flash al momento dell'arrivo della macchina o del passaggio dell'animale, quindi hanno una doppia efficacia. Uno, bloccare eventualmente l'animale nel passaggio ed allontanarlo, e in secondo luogo anche avvisare il guidatore che comunque in quella zona ci potrebbero essere dei passaggi di fauna selvatica. Restano i cinghiali, la principale emergenza del Parco Colli, dove gli abbattimenti arriveranno a fine anno a 3.000 esemplari. Rimaniamo nel Padovano, dove si è conclusa la raccolta fondi per Karen ed Ettore, i ragazzi che hanno perso entrambi i genitori nel luglio scorso nella tragedia della Marmolada. Raccolti quasi 130.000 euro per aiutare Karen ed Ettore, i figli di Erika Campagnaro e Davide Miotti, la coppia cittadellese che ha perso la vita nella frana del ghiacciaio della Marmolada lo scorso 3 luglio. 1.778 i donatori, tra loro normali cittadini, associazioni e aziende che hanno deciso di dare un futuro più sereno ai 2 ragazzi. Lei, 24enne, lui, 16enne. La raccolta fondi si era data un obiettivo di 50.000 euro raggiunto dopo sole 72 ore all'apertura della sottoscrizione sul portale Rete del Cuore. 8 settembre, festa della Madonna di Monteberico, protettrice di Vicenza. Nella messa solenne il vescovo Monsignor Beniamino Pizziolla ha sottolineato il momento storico difficile e ha parlato espressamente del valore della pace. Un popolo in preghiera. 8 settembre, voci, immagini. La storia si ripete, una storia di fede, di devozione, di vicende straordinarie che legano i vicentini a Monteberico, al santuario, a questa sommità di colle, a 124 metri sul livello del mare, in sospeso tra il cielo e la terra, dove nel 1426 per la prima volta apparve la Madonna. E così anche oggi, anche questo 8 settembre del 2022, Vicenza si ferma per celebrare la sua Madonna. Un momento di riflessione, di silenziosa attesa, di immobile preghiera, in questa antica oasi spirituale in cui la corsa del tempo rallenta e così la pagina di storia che stiamo vivendo diventa più chiara, più nitida. Si è aggravata la situazione a causa della guerra in Ucraina e le conseguenze poi anche sulle fonti energetiche che ci fanno prevedere magari un inverno più faticoso. Un inverno più faticoso, nuvole scure sopra un orizzonte indecifrabile, un futuro imprevedibile. Durante la messa solenne con il sindaco, il prefetto, le autorità e le personalità, il vescovo, Monsignor Beniamino Pizziol, trova nel mistero del tempo che passa, in quel che accade oggi, l'eco di quel che è già successo in passato. Ho citato proprio Michea, siamo nel 700 a.C., dove il popolo ormai è quasi allo stremo perché ci sono gli eserciti assiri che stanno per impossessarsi del popolo, le autorità non si comportano come dovrebbero e lui annuncia la nascita di un bambino, probabilmente il figlio di un re, ma come dire, ogni creatura che nasce, intanto dice che Dio non è ancora stanco di noi e questo è importante, ma ogni creatura che nasce è un futuro, che noi ci auguriamo futuro di pace, che è il termine poco usato anche in questa campagna elettorale, perché si parla più della guerra in Ucraina, si parla dei conflitti, si parla di bombardamenti, si parla dei profughi, ma noi dobbiamo veramente avere come segno quindi di negoziati dell'ONU, delle capacità di sedersi ai tavoli e ragionare insieme. Noi ci auguriamo che in questo anno questo possa accadere, cioè pace e giustizia. E dal Veneto è tutto anche per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, buona serata.
al meteo. La perturbazione abbandona lentamente l'Italia, causando ancora qualche strascico instabile sul nostro territorio. Il dettaglio di venerdì 9 settembre. Sul Veneto tempo variabile, avremo piogge e temporali frequenti nella prima parte della giornata. A seguire fenomeni in diradamento con alternanza di schiarite temporaneamente anche significative. Temperature in ulteriore lieve calo, minime tra 13 e 19 gradi, massime invece comprese tra i 23 e i 25 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, la situazione sarà simile, precipitazioni diffuse, verso sera via via in esaurimento e sarà anche più asciutto. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime intorno ai 23-25 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, avremo temporali dappertutto, col passare delle ore contesto decisamente in miglioramento. Temperature minime sui 13 gradi, massime sui 24 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.